Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. La sciagura del Besian, i sub hanno recuperato l'ultima vittima, Anna Lynch, la figlia 18enne del magnate inglese Mike Lynch. Omicidio colposo plurimo è il reato ipotizzato dalla magistratura. Ormai sembra certo una catena di errori all'origine del naufragio. La deriva stabilizzatrice non era completamente abbassata, i motori erano spenti, lo scafo ha imbarcato acqua perché non chiuso e sigillato. Le relazioni pericolose di Mike Lynch, i suoi sistemi informatici utilizzati a quanto risulta dagli israeliani per colpire Hamas. In passato il suo lavoro è stato centrale per dare la caccia ai terroristi di Al-Qaeda. In Sicilia torna il Click Day, 30.000 euro in 3 anni dalla regione alle aziende più veloci ad assumere fino a 10 dipendenti. Caldo di nuovo in aumento a Catania, al solarium di Piazza Europa i bagnanti rassegnati a un mare non sempre cristallino. Non solo, in un tratto della playa divieto di balneazione. Da oggi 3 giorni di bollino rosso per il traffico sulle strade. Se bruciasse la città, gran ritorno di Massimo Ranieri in Sicilia, stasera sarà al Teatro Greco di Tindari, domenica alla Villa Bellini nell'ambito del Catania Summer Fest, lunedì a Palermo. Calcio, vigilia di campionato per il Palermo che dopo la sconfitta di Parma cerca il riscatto con il Pisa, rosanero sempre attivi sul mercato. Vigilia anche per il Catania che domani giocherà a Potenza contro il Sorrento. Cantiere ancora aperto ma Toscano crede nel gruppo a disposizione. Bentrovati, la sciagura del Besian, i sub hanno recuperato il corpo senza vita dell'ultima dispersa, Anna Lynch, la figlia 18enne del magnate Mike Lynch. Le vittime hanno tentato invano di mettersi in salvo uscendo dalle cabine. Intanto la magistratura ipotizza il reato di omicidio colposo plurimo. Manlio Viola. Anche l'ultimo dei dispersi è stato recuperato. Il corpo di Anna Lynch, 18 anni, figlia del magnate britannico Mike, era stato rinvenuto dagli Speleo Sub all'interno del Bayesan poco dopo mezzogiorno e subito dopo è scattata l'operazione di recupero. Il cadavere si trova adesso in banchina. È stata una morte terribile quella delle vittime del Bayesan, in base alle ricostruzioni rese possibili dai ritrovamenti di tutti i corpi. Con il recupero dell'ultima vittima arriva anche una possibile svolta per le indagini della Guardia Costiera, coordinate dalla Procura di Termini Imerese, che fra l'altro ha già indetto una conferenza stampa per domani per spiegare tutti i dettagli. Omicidio colposo plurimo, il principale reato ipotizzato. Nel fascicolo di inchiesta c'è anche una nuova relazione dei sommozzatori dei vigili del fuoco e della Guardia Costiera, che fra ieri e l'altro ieri avevano tirato fuori dal relitto altri 5 corpi. Le vittime non erano nelle loro cabine, ma tutte insieme nel corridoio di poppa, l'ultimo ad allagarsi. Hanno tentato di fuggire dall'acqua senza riuscirci per poi morire annegati in quella nave diventata la loro lussuosa tomba. Fra gli inquirenti si fa sempre più strada la tesi in base alla quale l'affondamento è stato frutto di una lunga catena di tragici errori umani, ma fra questi potrebbe non esserci il portello di poppa aperto. Potrebbero essere state loro, le vittime, ad aprirlo nel tentativo di abbandonare la nave durante la loro drammatica fuga. Anche questo dettaglio potrebbe essere chiarito dalle registrazioni della scatola nera che sarà recuperata in seguito. Probabilmente sarà quello il prossimo obiettivo dei sub, dopo aver completato oggi il recupero di tutte le vittime. Lo diceva Manlio Viola, ormai sembra certo una catena di errori sarebbe all'origine del naufragio. La deriva stabilizzatrice non era abbassata del tutto, i motori erano spenti e lo scafo ha imbarcato acqua perché non chiuso e sigillato, verosimilmente, come si diceva, nel tentativo di mettere in salvo i passeggeri. Sarà comunque la scatola nera, dicevamo, a chiarire tutti i dubbi. Intanto però ascoltiamo il parere dell'esperto Francesco Aloi.
Bisogna capire chi era al servizio di controllo in quel momento, perché in quelle condizioni, soprattutto di meteo, ci deve essere una persona sveglia che sta davanti agli strumenti. Non dico 30 persone, basta una. E la domanda che tutti si fanno: il Basie hanno una nave definita inaffondabile, un colosso super tecnologico progettato per far fronte anche a situazioni avverse e per navigare l'oceano. Evidentemente ci sarà stata qualche distrazione, qualche imperizia, perché barche di questa caratura da 500 tonnellate per 60 metri hanno sistemi di sicurezza sia elettronici che di calcolo, tra virgolette, di configurazione, che sono inaffondabili. Ci voleva qualcuno preposto al controllo. Evidentemente sarà saltato il sistema di sicurezza interno, fai il turno tu, faccio il turno io, ecco. Se un portellone è aperto, però, anche un gigante del mare può affondare. Le procedure per salvare la barca generalmente ci sono, ma sono le stesse procedure che si hanno con le barche da 12 metri, 10 metri, 7 metri, che è quello di andare pure al vento, di togliere tutti gli elementi che danno resistenza al vento, accendere i motori e andare al minimo. Si parla della deriva mobile parzialmente rialzata. Cosa significa? Quando c'è necessità di grosso vento attraverso, c'è rischio di grande ribaltamento della barca, la deriva scende di 9 metri, era in una configurazione di mare calmo, di stazionamento, quindi all'ancora, in tutta serenità. Probabilmente non avevano immaginato che potesse arrivare quei 10 minuti di meteo veramente avverso. Le relazioni pericolose di Mike Lynch, i suoi sistemi informatici sarebbero stati utilizzati dagli israeliani per colpire Hamas e in passato il suo lavoro è stato centrale per dare la caccia ai terroristi di Al-Qaeda. Luca Ciliberti. Mentre gli inquirenti continuano ad indagare sulle cause del naufragio del mega yacht Bayesan, monta l'interesse internazionale sulla figura di Mike Lynch, il tycoon proprietario dell'imbarcazione trovato senza vita sul fondo del mare a Porticello. I media britannici, che stanno dedicando tanto spazio a questa vicenda, provano a leggere oltre i fatti raccontati dalla cronaca. Il Bill Gates britannico è il fondatore di Dark Trace, azienda di cyber technology nota ai servizi segreti di tutto il mondo e dai rapporti stretti con il Mossad, spiega la BBC. E queste rivelazioni scatenano le teorie del complotto sullo spionaggio internazionale e sulla strana morte anche del suo ex vice socio Stephen Chamberlain, investito e ucciso da un'auto pochi giorni prima del naufragio in Inghilterra. Come riporta l'agenzia Nova, i sistemi della stessa Dark Trace sarebbero stati utilizzati per individuare alcuni comandanti di Hamas. Addirittura nel CDA e in organico alla Dark Trace ci sarebbero stati diversi ex membri dei servizi segreti inglesi e americani. Tra loro Jonathan Evans, ex direttore generale dell'MI5 britannico, poi è entrato nel comitato consultivo dell'azienda. Dark Trace, infatti, individua potenziali sospetti analizzando quantità infinite di informazioni, tanto che, hanno riportato alcune fonti giornalistiche, avrebbero venduto i suoi servizi agli agenti israeliani per preparare l'offensiva contro Hamas dopo i massacri del 7 ottobre. Ad aprile Dark Trace ha accettato un'acquisizione da 5,3 miliardi di dollari da parte della società di private equity statunitense Thoma Bravo. Il rapporto tra Lynch e i servizi segreti però comincia con Autonomy, la società poi venduta a Hewlett Packard e oggetto del lungo processo chiuso con l'assoluzione. Dopo l'11 settembre del 2001, i programmi brevettati dall'azienda Autonomy di Lynch sono diventati lo strumento per dare la caccia ai terroristi di Al-Qaeda, scrutando attraverso miliardi di dati raccolti dalle polizie e dagli spie statunitensi e britanniche. Torniamo in Sicilia, incentivi per le nuove assunzioni. La Regione mette in campo 40 milioni di euro in 3 anni e torna il Click Day. Le aziende più veloci a presentare la domanda potranno aggiudicarsi gli incentivi fino a esaurimento delle risorse per un massimo di 10 nuove assunzioni ciascuna. Maglio Vignola. 30.000 euro in 3 anni per ogni nuovo assunto in Sicilia. È l'incentivo attivato dall'assessorato regionale del lavoro con l'avviso pubblico sul sito istituzionale della regione siciliana rivolto alle imprese che esercitano attività commerciale e industriale nel territorio regionale. La dotazione finanziaria di questo provvedimento è di 40 milioni di euro e consentirà di erogare contributi per assumere fino a 1.350 persone. Tra pochi giorni sarà comunicata la data del Click Day, ovvero del giorno dal quale le aziende potranno presentare la domanda online. L'incentivo viene riconosciuto fino a un massimo di 10.000 euro all'anno per 3 anni per le nuove assunzioni, a partire dal 1 gennaio 2024, a tempo indeterminato, e per le trasformazioni dei rapporti di lavoro
a tempo indeterminato proveniente da tempo determinato da altre forme o a seguito di assunzione stabile di tirocinanti della stessa azienda. Sono esclusi i contratti di apprendistato da questi benefici. Beneficiarie sono le aziende, incluse le micro e le piccole e medie imprese, che hanno una unità produttiva in Sicilia o che la attivino. L'incentivo può essere riconosciuto per un numero massimo di 10 lavoratori nel rispetto del regolamento de minimis previsto dalle norme comunitarie. Le domande potranno essere esclusivamente presentate attraverso il supporto del sistema informatico dedicato al quale si potrà accedere con SPID. Sarà stilata una graduatoria a sportello predisposta in base all'orario di presentazione. A Gela in aumento furti di rame e danneggiamenti in alcune aree rurali. Gli operatori agricoli chiedono che i principali punti di accesso di questa zona siano controllati con la videosorveglianza cittadina. Gerry Italia. Furti continui di cavi elettrici e attrezzatura per diverse migliaia di euro, campi contaminati dai continui scarichi illegali di rifiuti, spesso anche tossici, e dai conseguenti roghi. Gli imprenditori agricoli di Contrada Bulala sono stanchi di vivere in una terra di nessuno, priva di controlli e di regole. Chi prova a alzare la testa deve fare i conti con minacce e danneggiamenti continui, e in aree rurali così estese il controllo del territorio risulta essere sempre più difficile. E così cresce la paura e la rabbia tra gli agricoltori, che vedono il lavoro di mesi andare in fumo in pochi attimi. Oggi, all'indomani dell'ennesimo furto di cavi di rame in un'azienda della zona, gli agricoltori hanno chiesto un incontro con l'amministrazione comunale per cercare delle soluzioni immediate a quello che è un vero e proprio racket dei campi ai danni dei proprietari terrieri. La prima cosa che sempre manca è l'elettricità, fili elettrici, quadri elettrici, motori elettrici, tutto quello che riguarda filo di rame e tutto, non siamo proprietari nessuno. E i furti sono diventati insopportabili. Gli agricoltori chiedono che i principali punti di accesso alla contrada siano agganciati al sistema di videosorveglianza cittadino collegato con la centrale della polizia, un appello che il sindaco Terenziano Di Stefano ha raccolto immediatamente. Abbiamo già contattato il progettista che ha realizzato in centro urbano la videosorveglianza per capire se nella zona di Bulala ci fosse la possibilità di implementare quel servizio. Abbiamo avuto un primo feedback positivo e per questo già da lunedì ci metteremo assieme al dirigente al lavoro per progettare le telecamere da mettere negli ingressi di questa zona. Il comparto agricolo locale, già stretto nella morsa della crisi acuita dalla siccità e dalla mancanza di forniture efficienti dalle dighe, chiede adesso più sicurezza per poter continuare a lavorare in serenità. A Enna un gruppo di cittadini ha partecipato a una manifestazione di protesta in 2 chiese dove officiavano prelati coinvolti nella vicenda di Don Giuseppe Rugolo, il sacerdote condannato a 4 anni e mezzo di carcere per violenza sessuale aggravata a danno di minori. I credenti, non appena sono entrati i preti per celebrare la messa, si sono alzati in massa, hanno abbandonato le chiese e hanno esposto cartelli con la scritta «Non accettiamo prediche da chi copre un abuso». Adesso parliamo del tempo. Nonostante le buone intenzioni dei meteorologi, la verità è che continua a fare un gran caldo. Le previsioni parlano di regime anticiclonico di matrice africana che segna generali condizioni di bel tempo, con cielo sereno, poco nuvoloso appunto, e la possibilità di qualche veloce ma forte temporale sulla Sicilia centro-settentrionale. Di fatto le temperature saranno di nuovo in aumento. Nel fine settimana sono previsti 37 gradi a Siracusa, 36 a Catania e ad Agrigento. E da oggi iniziano i 3 giorni da bollino rosso sulle strade per i rientri dalle vacanze. Da domani divieto di transito per i veicoli pesanti fino a domenica per agevolare le operazioni appunto di rientro. ANAS ha limitato la presenza dei cantieri fino al 3 settembre. A Catania il mare non è sempre pulito, ma noi ci tuffiamo lo stesso. Al solarium di Piazza Europa i bagnanti rassegnati a acque non sempre cristalline. Non solo, in un tratto della playa adesso c'è il divieto di balneazione. Adelaide Barbagallo. Il tuffo quando l'acqua è più blu, alcune bracciate e poi su a prendere la tintarella. A Catania al solarium di Piazza Europa oggi il mare si presenta così, senza chiazze scure e maleodoranti. Dipende dai giorni. Ieri era sporca, oggi non so perché è un po' più pulita. Capita di mattina di trovare il mare un pochino sporco, però da quello che so di pomeriggio è più frequente la cosa.
come stamattina era sporco. Il mare non è più quello di una volta, ci dice questo signore. Non è più quello di una volta. Ci soprassediamo perché prendiamo il sole, il servizio è discreto, c'è il bar, ci sono le docce, spogliatoi. Non mi posso lamentare, non è così sporca. Cioè lo sporco che c'è qua lo troviamo dappertutto, sono le bollicine, però tutto sommato ci troviamo bene. Io sinceramente l'ho trovato sempre pulita. In linea di massima sì, pulito. La chiazza scura avvistata è stata determinata da un groviglio di canneti, legni ed alghe, sostiene un giovane che non vuole parlare al microfono. Altri ritengono di aver visto talvolta degli escrementi. Ma non esiste alcun divieto e dunque per la maggior parte va bene così. Bello, io andavo alla playa e quindi trovo meglio questo. Alla playa a certificare la non balneabilità nel tratto di mare antistante la foce del torrente Forcile e nel tratto antistante la foce del torrente Arci è l'azienda sanitaria provinciale di Catania. I campioni di acqua analizzati presentano valori di Escherichia coli ed enterococchi eccedenti i limiti consentiti dalla vigente normativa. Così il sindaco Enrico Trantino ha emanato un'ordinanza di divieto di momentanea balneazione limitatamente ai tratti interessati. Musica, Massimo Ranieri torna in Sicilia con un viaggio che parte dal Teatro Greco di Tindari per poi fare tappa domenica alla Villa Bellini nell'ambito del Catania Summer Fest e lunedì a Palermo, fan in attesa dei suoi classici da Rose Rosse a Se bruciasse la città. Veronica Barbarino. L'incanto affabulatorio, l'intensità dei suoi gesti, della sua voce. Massimo Ranieri torna in Sicilia con un viaggio musicale che parte dal Teatro Greco di Tindari per poi fare tappa domenica alla Villa Bellini nell'ambito del Catania Summer Fest e lunedì a Palermo al Teatro di Verdura. Il cantautore showman partenopeo sul palco con il progetto artistico Tutti i sogni ancora in volo propone le canzoni tratte dall'ultimo omonimo album, alternate ai grandi successi. Più di 2 ore di spettacolo tra recitazione, musica, danza e gli inediti scritti per lui da alcuni grandi cantautori italiani come Ivano Fossati, Bruno Lauzi, Giuliano San Giorgio e Pacifico, che fanno parte del suo nuovo album. A Tindari ci fermiamo fra poco il calcio, il Palermo che si prepara per la trasferta a Pisa e in Serie C il Catania che domani esordisce contro il Sorrento. State con noi, vi aspettiamo. Continuiamo insieme con il calcio, vigilia di campionato per il Palermo che domani sera farà visita al Pisa. Dionisi non dovrebbe cambiare molto in formazione. Mercato in arrivo Sirigu e Vietesca. Marco Gullà. Il Palermo continua a piazzare colpi di mercato, in arrivo c'è il portiere Sirigu e il difensore polacco, dal Cagliari Vietesca, ma in tutto questo i rosanero devono pensare solo alla trasferta di domani a Pisa. Alessio Dionisi dovrebbe formare a grandi linee la formazione che ha perso a Brescia, qualche dubbio a centrocampo dove potrebbe essere inserita una mezzala più offensiva al posto di Gomez. Il modulo è sempre il 4-3-3. Noi vogliamo fare il massimo per ottenere il massimo. Poi non è dato da sapere oggi cosa riusciremo ad ottenere. Sicuramente dobbiamo riuscire ad ottenere ancora di più di quello che abbiamo e lo possiamo fare solo se saremo tutti insieme e avremo tutti la stessa volontà. Quindi siccome c'era stato un incontro precedente il giorno prima dove si era parlato di volontà della tifoseria, della curva nord, che è la stessa volontà che trasferisco, che ci trasferiamo tra squadra, tra staff e dirigenti. Il Palermo contro la squadra allenata da Pippo Inzaghi dovrà certamente cambiare abito e atteggiamento. Una settimana in più di lavoro, chissà se sarà servita a mettere benzina nel serbatoio e ad evitare cali atletici come quello registrato a Brescia nel secondo tempo. Domani sera fischio d'inizio alle 20:30.
Serie C, domani a Potenza contro il Sorrento il Catania esordisce in campionato e cerca sul campo risposte a un periodo sicuramente difficile. Marco Carli. In vista del Sorrento in una condizione di cantiere aperto. Questo è il Catania al momento, ma è anche un cantiere che ha dato delle risposte su ciò che può diventare nella partita col Crotone, soprattutto dal secondo tempo in poi. Toscano in conferenza pre-gara analizza il momento dal suo punto di vista e per quello che è il suo ruolo. Le dinamiche esterne non fanno parte della mia competenza, quindi io in questo momento devo preparare la squadra nel miglior modo possibile. Non ti aspettavi una situazione del genere, ma la situazione ideale non la trovi mai da nessuna parte. Il nuovo Catania si è partito con l'idea di cambiare tanto. L'impegno da parte di tutti vogliono il bene del Catania, a completare prima possibile questo nuovo organico. C'è, perché vedo lavorare sia il presidente sia il direttore sportivo in maniera continuativa per poter mettere a disposizione dello staff, della città di Catania, del Catania, una squadra competitiva. Di fronte il Sorrento, squadra che è stata una bestia nera per gli etnei negli ultimi anni, ma Toscano è il volto di chi crede nella bontà del lavoro e anche del gruppo, nonostante il periodo molto complicato. Così non si sofferma solo sulla partita, ma anche sulla stagione in generale. Ci vorrà un po' di pazienza in più, però sono convinto che se saremo tutti uniti, secondo me questo periodo di crescita o questo periodo che magari abbiamo perso prima, tante cose che non entro in merito perché non fanno parte delle mie competenze, si potrebbe accorciare. Calcio a 5, la Meta Catania vince la seconda partita consecutiva e si avvicina alla qualificazione nel tabellone principale della Champions League. Marco Carli. E dopo la prima, buona anche la seconda. La Meta Catania, campione d'Italia di calcio a 5, vince un'altra partita nel girone di qualificazione che porta al tabellone principale della Champions League. L'ultimo successo, il secondo appunto, è un netto 4-0 contro i norvegesi dell'Utleira. Una Meta Catania vogliosa, coriacea e soprattutto solida e paziente. Fase difensiva perfetta, in attacco capacità di affondare il colpo nella prima metà del primo tempo con gli squilli di Anderson e Arillo, abili dentro l'area a girare in rete un pallone vagante. Gara in mano alla Meta Catania che consolida tutto ancora con gli stessi protagonisti delle prime due marcature che chiudono il conto definitivamente. L'abbiamo impostata bene da subito, l'abbiamo messa nei binari che volevamo e anche questa abbiamo portata a casa. Ora resta solamente di completare l'opera. Per accedere adesso al main draw i rossazzurri devono conquistare un pareggio o non perdere con più di 3 gol di scarto contro i padroni di casa, i danesi dell'Orring. Intanto noi ci fermiamo qui, vi diamo appuntamento per la prossima edizione alle 20. Grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.